Quanto dura sto corso di spiritualità? Quanto dura? Non sta a preoccuparti, Marco, è importante prendersi cura della tua spiritualità. Bisogna elevarsi come persone, dai. E ora 4 segni dell'oroscopo. Cosa me ne frega a me quando sei dell'oroscopo? Scorpione, il prossimo sarà per te l'anno del riscatto. Attenzione però, perché quest'anno ti rapiranno. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sta roba? Acquario, l'Eros è alle stelle per voi nati sotto il segno dell'Acquario. Per te, donna dell'Acquario, sarà in particolare una settimana di grande passione con l'uomo che ami. Però ricordati di dare anche un po' di affetto a tuo marito. Che discorsi di questo? Vergine, se cambi idea, 335. No, scusi, ma già. Non ho capito. Buono. Toro, per te amica del Toro, se l'Eros è venuto meno, o tuo marito si chiama Eros oppure è un problema. Carico oggi però al maestro. E ora l'ultimo pensiero. Ricorda, l'acqua è potabile, ma anche la siepe, però non bevetela. Giusto? Giusto, cioè, è potabile, sì, ma no, bisogna bere la siepe. Serve un guru per dire che uno va da bere a siepe? No, ma pensaci, si dice, si mangia, hai mangiato la foglia, no? Hai bevuto la foglia. Ma voi altri si fuma la foglia?